Rientrati in studio, adesso trattiamo ancora la categoria di promozione con i due gironi, il girone C ed il girone D, però abbiamo tre nuovi ospiti che vado subito a presentare. Santino Torre del Calatabbiano, ciao Santino, che ritorna con noi, buonasera. Gradito ospite, Giuseppe Lombardo, il portiere del Calatabbiano, ed infine anche Michele Cannizzaro, che è un dirigente del D'Agata di seconda categoria. Noi da quest'anno non trattiamo più la seconda categoria perché i gironi erano tanti, però ci è sembrato giusto invitare un dirigente di un bel progetto che è il D'Agata. State facendo un bel lavoro, complimenti sì, Michele. Allora, continuiamo, parliamo subito, come ho detto poc'anzi, del campionato di promozione, lo facciamo con il girone C, con i risultati e poi naturalmente anche la classifica. A te Giulia. Aci San Filippo, Rarinantes 2-0, Agira Nissoria, Atletico Catania 1-3, Palazzolo, Giarre Calcio 1-1, Atletico Pedara, Pachino 0-1, Real Aci, Sicula Leonzio 0-3, Sporting Priolo, Sporting Battiati 0-2, Comprensorio Normanno, Troina 3-0, Riposa, Real Avola. Guadagna 2 punti il comprensorio normanno nei confronti di un Giare che invece impatta a Palazzolo. Il commento e poi anche nel frattempo la schermata della classifica con Ciccio Rametta. Sì, allora la prima delle trasferte terribili che attendono il Giare nel girone di ritorno si è risolta con un pareggio tutto nel finale. Vantaggio del Palazzolo all'85esimo e pareggio del solito Aleo al 90esimo. Ne hanno approfittato Comprensorio Normanno e Sicula Leonzio. Non sappiamo se possiamo parlare di lotta al vertice riaperta, -6 è sempre un discreto margine, però sicuramente le due che inseguono vanno forte. La Sicula Leonzio ha vinto 3-0 fuori casa, rete di D'Urso e doppietta di Signorelli. Segnaliamo anche le vittorie esterne molto importanti di Atletico Catania e Sporting Battiati in ottica playoff. È vero. In ottica playoff e la battuta la facciamo subito con Santino Torre, insomma, che di esperienza ne ha tantissima, tra campionati importanti e campionati meno importanti dilettantistici, quale potrebbe essere la prima o la seconda categoria. Non parliamo del Calatabbiano adesso, ma parliamo di questo Giare che comunque, insomma, tu conosci molto bene. Santino, come lo vedi? Il Giare vincerà a mani basse il campionato, non solo perché è la squadra più forte, secondo me, anche perché ci tengo, sono tifoso, ci ho giocato, ci ho vinto 2 campionati e poi ha una struttura, una squadra, un tecnico, una società che credo vinceranno tranquillamente. È un pubblico che aspetta questa benedetta promozione? Il pubblico sì. Tu lo conosci molto bene. Sì, ragazzi attaccati, tifoseria molto calda, però molto rispettosa. Il campo un po' di patate. Però, ecco, un neo che mi piace sottolineare. È il campo che una società, una cittadina come Giare non si deve permettere, eppure lo spogliatoio, la struttura necessita una bella rispolverata. Una X, mettiamo una X sopra. Sperando che l'amministrazione di Giare si faccia portavoce anche di questo benedetto campo sintetico a questo punto. Perché Giare merita, secondo me, molto di più. Sono assolutamente d'accordo. Tra poco parleremo anche con gli altri ospiti, parleremo anche soprattutto del girone D di promozione. Abbiamo subito i risultati della classifica e poi anche il commento tecnico di Ciccio Rametta. A te. Sporting Club Racalmuto, Aquila San Michelese 3-0. Ribera 1954, Atletico Gela, rinviata. Jobbing Santa Croce, Calcio Canicattì 3-2. Mussomeli, Comiso 2-1. USA Sport, Libertas 2010 1-2. Real Biscari, Sciacca 2-3. Riposa, Aragona. Tenendo presente che il Ribera non ha giocato, ma la distanza è ancora considerevole, 5 punti nei confronti di un Mussomeli che seppur vincendo ancora è lontano dalla vetta. Commento tecnico di Ciccio con la schermata della classifica. Sì, Ettore, situazione molto simile al girone C, col Ribera nelle vesti del Giarre. Mentre il Giarre si è fermato per colpa sua, il Ribera oggi non ha potuto giocare, aspettiamo di sapere quando recupererà. Dal canto suo il Mussomeli ne ha approfittato, vittoria di misura, -5, secondo posto consolidato, ma quello che mi colpisce di più è la situazione dei playoff, perché in 7 punti dai 23 del Calcio Canicattì ai 16 del Santa Croce, tutte possono rientrare, domenica dopo domenica, quindi secondo me le squadre che faranno i playoff si definiranno proprio alla fine, perlomeno le ultime 2, quindi è un girone veramente forte e combattuto. Di questa cosa. E anche per quanto riguarda l'ultimo posto, fino alla fine vedremo chi andrà giù diretta e chi invece spererà con i playout. Insomma, è un girone un po' particolare, nel senso che la vetta potrebbe essere già quasi definita, quella del Ribera,
con una lotta ancora apertissima per i playoff e i playout. Io volevo parlare con Giuseppe Lombardo, il portiere del Calatabbiano, che insomma che è altissimo in classifica, ma di questo ne parleremo dopo, e dico pure a lui, questo Ribera insomma che è di categoria superiore, perché sino allo scorso anno insomma faceva il campionato di interregionale, il fatto che poi si deve confrontare con queste categorie insomma ci lascia un po' sorpresi. Diverso. Va a finire si confronta con una realtà diversa che diciamo che più sali di categoria più facile viene anche giocare, quando ti vai a misurare Hanno difficoltà tecnica. con una realtà diversa anche a livello tecnico, anche la grinta Fa tantissimo. La volontà di vincere è fondamentale. Questo problema non c'è in seconda categoria, Michele, no? Perché insomma lì parliamo di un dilettantismo puro, seppur comunque voi del D'Agata vi siete organizzati bene. Sì, da quest'anno diciamo che la società sta cercando di organizzarsi, tra virgolette. Diciamo che è una società giovane, in quanto è nata nel 2010, Sì. e da quest'anno i due presidenti. Ingresso di nuovi anche dirigenti I nuovi, quest'anno. sì, ingresso anche quello mio, tra virgolette. Sì, sto dando ex il mio San Giorgio, ex insomma, San Giorgio, quindi sì, una in bella- prima una bella categoria, società. siamo in prima categoria. Adesso stiamo dando il nostro contributo, stiamo cercando di far crescere questa società. Ovviamente è una realtà diversa rispetto alla Assolutamente. promozione o un'eccellenza. Anche Però- se poi, come diceva giustamente Lombardo, poi calarsi in categorie superiori, se Certo. non si è pronti si ha difficoltà, Certo, se si è super pronti le difficoltà a Sicuramente giocare in sì, categorie inferiori sicuramente diventa quasi impossibile. Sicuramente sì, però io ti posso dire che in seconda categoria vedo che ci sono, girando i vari paesi, vedo che ci sono ragazzi che giocano per i rispettivi paesi o Sì. comunque città dove hanno fatto categorie superiori, e siccome ci riallacciamo al discorso del rimborso Sì. spese economico, perché poi alla fine Il problema sempre di tutti. il problema di tutti, tutta la società, quindi poi vai a vedere anche che ci sono società in seconda categoria dove ci sono 3-4 elementi che possono fare benissimo le categorie superiori. Non ti dico di eccellenza, ma Però di promozione possono sicuramente sì. competere, Possono competere perché ovviamente poi giocano per il paese. È chiaro, e guai se non fosse così. Infatti. Ciccio, abbiamo chiuso con te, una battuta su Ribera, comunque io la voglio sentire ancora più chiara, cioè sta facendo un campionato a sé, dai, diciamolo, possiamo affermarlo questa Sì, sì, cosa. assolutamente, la stiamo seguendo e è diciamo artefice del suo destino al 100%, quindi dipende solo da lei quello che succederà. Credo che non avrà problemi. Non credo. Benissimo. Mi ha incuriosito molto questo discorso, perché è proprio vero, tutto è ridotto al discorso economico. Ti posso garantire che un calciatore che ha la possibilità di giocare in una promozione per salvarsi in una seconda categoria dove gli danno un rimborso spese, sceglie la seconda categoria. Sceglie la seconda L'ambizione È vero. È non c'è vero. visto con i miei occhi, perché io il D'Agata l'ho affrontato 2 anni fa e Infatti. Giocavi a pallone, giocavi a sì, pallone. Battuta chiaramente per chi conosce Ciccio Lametta e soprattutto chi conosce il calcio di Augusta, del Megara Augusta, sottolineiamolo, no? Ok, perfetto. Salutiamo Ciccio Lametta, con lui insomma ci rivedremo la prossima settimana, continueremo sempre con lui a parlare del campionato di promozione. Grazie, Sì, grazie grazie a te. Ciccio. Buona serata a tutti. Allora a questo punto dobbiamo fermarci di nuovo, parleremo tra pochissimo del campionato di prima categoria e ci raggiungerà Antonio Borzi. Ci vediamo proprio tra qualche minuto. È il momento della pubblicità. A penalty, a tra poco.